Ciao followers, vado a Tel Aviv per seguire l'Eurovision, per fare il tifo per Mahmood. E loro là però sono tutti particolari, ci sono femmine qua a barba, tutti vestiti strani. Io sono a meno, no. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Pole position, followers, primissima fila qua in aereo. Più avanti di così mi toccava guidare l'aereo, beh, che poi l'hai fatto volentieri, è tutta dritta. Distrae il pilota con un prosecco e prende il controllo dell'aereo. Non poteva iniziare meglio la mia avventura. Ho trovato un passaggio di fortuna per il centro grazie a una bella compagnia di belunghe. Veramente pulito. Ho preso una camera in una casa qua, è praticamente condivisa, ecco, bagno privato, così non ti fai riguardo tra robe impegnative. Un letto enorme dove si stava in due. Un po' in tantamona però, perché per arrivare qua dove che dovevo andare giustamente, ho preso prima Just Walk a piedi, dopo sto attento un bus, un treno, Just Walk ancora, un altro bus, e sono qua magicamente davanti all'Expo di Tel Aviv, dove se tutto va bene c'è un pass da giornalista per me. Ma canale, ma tu non sei mica un giornalista, sei influencer e sono anche il giornalista, va bene? Perché non posso essere giornalista mica? Che tanti giornalisti che... Il mio programma è sotto testata giornalistica. Followers, ecco qua il pass da stampa. Grazie al mattino. Thank you so much, really. E adesso, canale, cosa fai qua tra i giornalisti? Intanto bisogna avere un'espressione di un che sa. Che non so niente, però fai finta di sapere. E dopo bisogna fare domande. Sorry, where is the toilet, please? Can I have a beer, please? Mi ha fatto una domanda e lui ha risposto perché sono giornalista. Guarda tutto un movimento. Bravi Repubblica Ceca. Sloveni innamorati, si ama. Bella la canzone della Danimarca, bellissima per indormentarsi. Bicchiere come va, come va, come va. E allora, il Mahmood ha cantato benissimissimo. Palco un po' vuoto, non ci sono tanti effetti parecchi. Questo è un po' probabilmente penalizzante, ecco. Vi parlo da giornalista, Mahmood non vince, ma riesce a farsi un selfie con Canal. Sono qua con l'Olanda che ha vinto. Complimenti. Aspetta che ti complimenti. Grazie mille, grazie mille. E va anche in Stramona. Followers, vedete alle mie spalle un mercato tutto chiuso perché oggi si festeggia la Shabbat qui in Israele, la festa del riposo. Spero che nessuno si offenda, ma io in quanto giornalista oggi devo lavorare. Ragazza a Tel Aviv vede per la sua prima volta una cacca. Sorry. Excuse me? Yeah. You didn't see never a shit? No. Oh, wonderful. Your first time. La spiaggia di Tel Aviv è un posto incantevole. Grazie agli ottimi servizi e un microclima particolare e rende la situazione calda ma non troppo umida. Oh, finalmente, stavo preoccupando. Non vedevo cinesi qua. Where are you from? China. Mi trovo nel Caramel Market. Adesso mi mangio un panino che mi fa la signora. Mi ha chiesto cosa volevo e ho detto fatti per me, fatti. E mi sta mettendo il formaggio. Lei non sa che adesso mi cagherò addosso perché sono intollerante al lattosio, ma non importa, perché bisogna mangiare tipico a costo appunto di dopo. Ma complimenti! Complimenti signora! Mi trovo nel luogo più sacro per gli ebrei qua a Gerusalemme, il muro del pianto. Qua pregano e poi lasciano i bigliettini con i loro desideri, preghiere, castrati tra le pietre. Io avrei tante cose da chiedere, ma non essendo ebreo mi sembra un po' una mancanza di rispetto, allora niente. Comunque lo dico piano per non sembrare blasfemo, ma ognuno ha il suo proprio muro del pianto. Il mio ad esempio è a Ponte la Priula in provincia di Treviso, davanti la scrivania il mio commercialista. Alle mie spalle potete ammirare una delle moschee più importanti del mondo, il punto esatto in cui Maometto sarebbe asceso al cielo. Sono appena stato qui dentro dove c'è il sepolcro del Signore, proprio là davanti alla tomba del Signore, due che fanno baruffa impiantata. I was before you, Vellain, rispetto Vellain. Questo signori, ma fa baruffa proprio qua davanti alla tomba del Signore. E poi è 2000 anni che è qua, scapperà mia adesso. Maria Vergine. Intendevo il sepolcro non scappa, E il Signore già scappa? Sì, è scappato che volta. Quando è risuscitato, lui non è più là adesso, non è più lui là. Perché è già scampato. Scampa! Basta parlare della morte di Gesù, parliamo di un momento bello al 100%. La sua nascita a Betlemme. Qua, proprio qua sotto c'è la grotta dove è nato lui. Ragazzi, non vedi che baruffa per averla. Ero là prima, panico e terrore. Guarda che affari. Sanca da sudor, tutto un casino. Non penso proprio che il Signore sarebbe contento di sapere che la gente muore quasi per vedere dove è nato. Guarda. E tu? Oliver, se avete capito che il luogo è questo, un punto incredibile dove si incontrano le 3 religioni più importanti del mondo, un crocevia fondamentale, un punto nevralgico. Come faccio a farvi capire? Come da noi, non so. La stazione Venezia Mestre e poi i treni. Mamma mia, pensavo che quella vicino a me fosse una famosissima youtuber. Ah no, l'ho scambiata per ci assomiglia. Non è lei, è un'altra. È sicuramente un'altra.
Mi sembrava Ea a vederlo. Followers, ma che figura, stavo per partire senza comprare la canalamita, Maria Vergine. Sono qua in aeroporto, mi salvo in estremis, allora quale prendo? Imbarazzo della scelta. Questa. Amore a prima vista, allora se la vuoi condividi il video e metti mi piace e potrai essere il fortunato o la fortunata che se la vedrà sgnacare direttamente sul frigorifero. Wow, ma wow.